fa benissimo ai denti. Io abito a casa. Eccola qua. Però devo fare. Ma adesso questo collegamento che possibilità di visione ti dà? Full HD? Ah, sì, sì. Massimo Full HD? Sì, A due c'hai Vodafone e Team sì, due. Però dentro il telefono. sì, questo sì. Ma le usa insieme? Ah? Le usa insieme? No, le usa O una per volta? una per volta. Buonanotte. Solo che devo togliere. Devo togliere l'audio. Qua. Sì, no. Con l'audio. Aspetta che intanto arriva dopo. Arriva dopo. Sono ancora lì sono. Non tanto in ritardo, perché il segnale è molto forte, vedi? Vedi che quasi non perde niente. Beh, considera che c'è la conversione digitale. Ma no, certe volte anche 7 secondi, Quanti? anche 7. Ma io vado, ci vediamo?
vi volete vedere? Diretta? Siamo in diretta. Vedi, se ti riprendo. Poi esci anche tu, no? Già in diretta siamo, no? Vedi, adesso io ti riprendo, se ti guardi puoi tornare anche dietro, che fai?
Signorina. Che cosa avere in diretta? Capito? Per esempio adesso io ti riprendo, ti vedi. Poi se vai nel canale puoi tornare, vedi, guarda che ci sei, un po' in ritardo. Sì, sì. Basta copiare il link.
che non arrivano quelli di Fulmine. Oi capellone. Oh, Beh, tutto bene? Metti, oh, YouTube. Stava. in diretta siamo, eh. Bene. Guarda cosa li do. Datemi la mano, sfilate assieme. La mano. Aiuto. Perché se no comincia a escludere. Aiuto. Vedi che sei in diretta, non si perde, eh? Grazie. Poi signor fotografo. In diretta, eh? Anche tu.
fatto? Siamo in diretta, Vedi? Sono tecnologici, Sì. Vedo il bigliettino. Non la vedi? Il fotografo. Io sono in diretta, adesso si vede anche lui.
Siamo in diretta. Il bigliettino? No. Taglia il baby.
vedete anche su YouTube. Adesso potete anche vedere. Bello! Siete in diretta, Aspetta, ti prendo. Potete poi vedere anche subito, però adesso non troppo vedere. Passano agli altri. Mira, vedi? Questo è YouTube. La diretta? Sì. Aspetta, ti do il bigliettino, lo vuoi? Sì. Semmai è ritardato, guarda, adesso vi vedete, guarda. Vi vedete? Non vi vedete, però.
Ballate qua? Adesso ballate. Si riesce a prendere un bigliettino? Ah? Quindi, metto in tasca. In diretta, capito? Cosa? Aspetta. Prenderete? Voi il bigliettino è voi? No, è un altro. Ah? Non ho tasse. Ah, non senza tasse.
vedere su YouTube. Il voto è coperto da una maschera di numero dettaglio sagrata dell'ortigo completamente nera sulla quale sono collocate delle fronde di corbezzolo, dette in sardo frango al tendone. In testa portano tutti i componenti maschere delle maschere, peli di volpe o di martora. La figura di Surzu, la vittima sacrificale del carnevale, è rappresentata da un componente del gruppo coperto da una pelle di cinghiale completa di testa adagiata sul capo. Questa figura viene solitamente interpretata da un figurante particolarmente prestante, alto e grosso, a testimonianza del desiderio dell'uomo di riuscire a dominare la natura. L'intera mascherata rappresenta infatti un rito propiziatorio col quale si vuole invocare la pioggia e la fertilità. Surzu, che è la figura portante dell'evento, è legato e tenuto a bada da un gruppo di guardiani, vestiti con l'abbigliamento tipico del lutto vedovile, con il gabbano nero, che sarebbe il cappotto di Orbace, e il cappuccio colato sul volto, che lo percuotono sistematicamente fino a lasciarlo inerme al suolo. Questo secondo gruppo di figuranti non porta sul volto una maschera, ma è il volto annerito dalla fuliggine prelevata dai pezzi di sughero bruciato. Ci sono anche delle curiosità su questa maschera, perché il primo a dare testimonianza e a descrivere questo tipo di maschere fu Bonaventura Alighieri nel 1700, che era un poeta di Neoneli che si recava appunto ad Austris durante il periodo di Sant'Antonio Abate. Ecco che se la regia lo inquadra, vediamo inscenato la classica battaglia tra uomo e animale. Come vi ho descritto prima, Surzu è vestito diversamente da quelli che sono insomma i figuranti che gli girano intorno, ed è completamente vestito con una pelle di cinghiale e ora sosta inerme al suolo. Se la regia fa un particolare del viso, possiamo vedere la classica
maschera in sughero, detta Carazza de Urtigu, e i rami insomma di corbezzolo, detto Franzas de Lidone, che le coprono la parte inferiore del viso. Sulla testa indossano peli di volpe o martora e sono tutti accompagnati da un bastone alla quale si sorreggono appunto per svolgere, se così si può chiamare, passatemi il termine, coreografia. Facciamo un applauso a Soscolonganos di Austis. Forte però questo applauso. Facciamolo sentire il calore di questa Nuoro e di tutto il pubblico partecipante. Subito dopo Soscolonganos di Augustus possiamo notare sono riconoscibilissimi il Mamutones e i Sonadores di Manuyada. Facciamo un applauso per il loro arrivo in piazza e loro sono una delle più significative e conosciute espressioni del carnevale barbaricino e sicuramente appunto rappresentata dai Mamutones e i Sonadores. L'abbigliamento del mamuttone è costituito dall'abito in velluto scuro, dalla mastucca nera, che è una casacca di pelle ovine caratteristica dei pastori sardi e che viene chiamata suspenders, e le scarpe in pelle con ciocche a mano del costoso sigillo. Ecco che appunto sentiamo il classico suono di mamuttone. Sul dorso appunto del Mamutones è legato da una serie di ciglia in cuoio con un complesso sistema di ancoraggio e sistemata una pesante mazza di campanacci di varia misura, mentre un altro carico più piccolo di campanelle bronze è collocato sul davanti all'altezza dello sterno. Sul volto porta una maschera nera antropomorfa detta savicera, mentre sul capo ha il berretto ed il fazzoletto del vestiario femminile, il giudicatore, che avvolge visera e berritta. I Mamutones appunto sono accompagnati dagli Isohadores, il cui nome vuol dire portatori di Soa, una lunga fune che era teoria di giunco, ma che prima veniva realizzata in cuoio. L'abbigliamento che possiamo vedere appunto è diverso da quello del Mamuttone e viene indicato come veste turco, cioè veste di turco. Tale maschera ha sul capo la berrita nera legata al mento da un fazzoletto colorato. Ecco che assistiamo a quella che è la loro danza.
Salvatore che accompagna in testa in chiusura del lungo il corteo in posizione esterna, quasi a protezione del gruppo, si muovono con passi o balzi più agili e sordi, ma sempre ritmati con il cedere faticoso dei loro compagni. All'improvviso gettano il loro lancio tra il pubblico per catturare qualcuno degli spettatori. La bravura dell'isolatore sta proprio nel riuscire a catturare la persona scelta con questa originale fune che è assai leggera e di complicata manovrabilità. Il lavoratore sta lavorando. Vieni. Poi anche tu. Te lo regalo. Beh, ti dovrei prendere allora. Ecco che vediamo alcuni momenti di sistemazione È in diretta, del velo sul capo del montone. Per buffare. E vediamo come con Vieni. questa corda a Rosegna lavorare. Vieni, la puoi vedere in diretta, vieni. di solito qualche ragazza Vieni. Mi sono caduto. Oh, mi sono caduto. C'era più avanti. Il vasetto.
Giovanni Maria Pira. In che canale puoi prendere? Ah? Ah, esta è cosa qua, questa è cosa qua. Questa è cosa qua. Eh. E mo? Meno male che c'è la scopa. Sta attento. Ciao. Ciao.
poi vado su io. Giovanni Magliattiva. Oh, un braccio.
Ciao. Sì, sì. In diretta però, Già, prendi il telefono, guarda, che si vede. Vai su YouTube. Cerca Giovanni Maria Piras. Piras. E così ti riprendo in diretta mentre cerchi. Mentre la stai cercando. No, ci metto troppo tempo. Su YouTube devi andare però. Ah, su YouTube? Sì. Stare tutta la sera. 1 ora e 20 ci sono. 1 ora e 20. Quanto pesa? Abbastanza, non c'è qua. Batteria. Non lo so. Sembra più o meno. Sono lenta. Metti tutto attaccato, guarda. Maria. Eccola là. Clica lì. Clica lì. Aspetta adesso, Vedi? Ci sei arrivato? Due massaggi sono stati. Se andate su YouTube, Giovanni Maria Piras, c'è la diretta. Trovate? C'è la diretta, vieni, questa è la diretta. Forza. Ah? No, YouTube. Così ci siete anche voi, mi? Vedi? Mi sto riprendendo. Internazionale. Si allonga, si vede.
In tutto il mondo. In diretta, lo sai, no? Diffonto. Sì, c'è scritto, si legge poco, però. Solleva! Eccola qua! Solleva! Eccola qua! Solleva! Non c'è solleva! Eccolo qua. Ma eccolo qua! Eh sì, c'è anche colui. Salvato! Poi guardatelo, su YouTube, no? Non ce l'hanno mai aprire. Non sapevo. No, quello è quello di YouTube questo. Display non ce l'ho, questo è YouTube. Siete visti? Ma questo è un po' ritardato il mio
Oh, signorina, sposta. Giovanna, dov'è? Sì. Per sempre poi, eh? Ah, per sempre, quindi non morirò mai. Non morirai mai. Mi la faccio bene, che ricorsa passivi. No, rimane messo al centro, puoi vedere come ti pare. Se lo metti per esempio in HD, se c'è una smart room, lo puoi vedere anche in 50 pollici sembra l'originale. Sì. A 1080 lo dovete mettere. Sì. Questi si arrampicano adesso, vedi? Oggi sono in azione però, Vabbè, in diretta. in diretta? Dove? Canale YouTube, Giovanni Maria Pira. Sei su YouTube? Sì, In diretta? sì. Guarda questo mondo è un po' così. È in diretta, vedi? Ah, ok, bello. Dove c'è anche il video. Dai, una alla volta! Se vai su Giovanni Maria Pira, su YouTube, ti viene in diretta.
non si sono perse per strada. Da voi già passato. No, ci sono di Cagliari, Quello di Oristano. di Oristano, però non so che fine hanno fatto. Sono quelli. Siamo troppo radicali. Questa è la maschera tutta la vita. Questa è la maschera. Chi è? È la mascherina. Relax. Dopo sfilato. Ah? Dopo sfilato. Non ho compreso. Dopo sfilato. Ci sono un'ora e mezza, no? Vi riprendo. In diretta poi, eh? Adesso in diretta. Vedi. No, adesso anche prima. Sul canale YouTube di Giovanni Maria Piras. Salutare! Come? Salutate! Ciao, Dove siete voi? Sorgo. Sorgono. Areste. Sorgono dei dubbi. Anche. L'ho registrato in diretta sul canale YouTube Giovanni Maria Piras. Potete vedervi anche adesso. Adesso non possiamo... Ah, è in diretta. sì. Girali, girali. Aspetta di via. Bene no. È un po' ritardo, È molto in ritardo. Quindi dobbiamo cercare... Giovanni Maria Pira su YouTube. Sì, qua sotto, non lì. Arrivate anche voi, se ci avete un po' di pazienza. La wifi. Adesso un minuto di tavolo. Fece il tuo tre. Ma già adesso arriva. No, queste sono le attuali.
No, i tamburini non ci sono più. Sì, a fondazione. Ma non sono tamburini, sono quei bambini. No, no, di food sono. Adesso salutate. Ho detto venite qua, vedi. Questo sono azzurri, va bene. Adesso c'è tu, aspetta. Hai visto?
Domande.